Il tantam dei bene informati da questa indiscrezione. Brad Pitt è dato in arrivo a Venezia per la 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica già domani. E che un divo di Hollywood sbarchi in laguna addirittura con 2 giorni d'anticipo rispetto alla proiezione del suo film non è cosa di tutti i giorni. Grande attesa anche per la madrina del festival, Alessandra Mastonardi, che sempre domani approderà intorno a mezzogiorno alla Darsena dell'Excelsior, e per Catherine Deneuve, protagonista del film d'apertura di mercoledì. Pitt, invece, molto probabilmente sceglierà di restare a Venezia in un blindatissimo Cipriani fino a giovedì mattina, giorno della sua conferenza stampa al Lido. Il piano di sicurezza, comunque, al Lido è già operativo. L'inizio della mostra è sempre un passaggio molto particolare per quanto riguarda il Lido, porta sempre numerose novità e porta anche numerosi interventi che per certi aspetti sono anche molto complessi da gestire. Mi riferisco in particolare alla gestione del trasporto pubblico, alla raccolta dei rifiuti e anche le misure progressivamente più complesse per quanto riguarda l'antiterrorismo. Tutto è pronto nell'area della Cittadella del Cinema, ma si continua a lavorare intensamente. All'inaugurazione, sul fronte istituzionale, interverranno 3 ministri a compensare il forfait del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ci saranno il ministro ai beni culturali Alberto Bonisoli, quello all'economia Giovanni Tria e alla pubblica istruzione Alessandro Bussetti. A fare gli onori di casa sul red carpet con il presidente della Biennale Paolo Baratta, il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, oltre al direttore della mostra Alberto Barbera. Tra gli ospiti anche il nostro direttore Luigi Bacialli, anche in veste di nuovo presidente della Film Commission del Veneto. Carella è certo che tutto andrà per il meglio. Il Lido comunque si farà trovare pronto, i cittadini come sempre sono ben coscienti che il periodo della mostra è un periodo particolare e quindi tutto funzionerà per il meglio e tutto sarà operativo.